Eccoci insieme, cari telespettatori, ben ritrovati con noi, ben ritrovati con Confcommercio Veneto, in modo particolare con FIPE. Vi presento quindi subito i nostri ospiti, quindi entriamo subito a bomba sul tema di quest'oggi, che è molto interessante. È un po' di tempo che non lo affrontiamo, non lo scandagliamo, ma sono usciti i dati ufficiali dell'analisi di FIPE Confcommercio sull'andamento della ristorazione, del settore ristorazione, che impiega migliaia e migliaia di persone nel nostro paese, che è molto importante. E quindi Paolo Artelio, presidente FIPE Veneto, grazie di essere qui con noi, grazie di essere arrivato, e ben arrivata anche Elena Bernardi, imprenditrice del settore della ristorazione, grazie anche a lei. Grazie a voi. E quindi parliamo in occasione della giornata della ristorazione, che è una giornata significativa, importante, perché adesso ce lo racconterà anche lei, Presidente, sono anche delle situazioni in cui si va ad analizzare come sta andando il settore, il mercato rispetto a periodi passati, quali sono le proiezioni, le criticità, punti di forza e di debolezza, che è sempre bene fare un po' il punto della situazione. Poi effettivamente i dati di FIPE hanno monopolizzato tutte le informazioni nazionali, perché ovunque uno cerchi come sta andando la ristorazione, come è un settore che tira, cioè, ci sono i dati di FIPE, quindi a questo punto anche complimenti all'ufficio studi che ha attuato queste analisi molto interessanti. Però dobbiamo rendere partecipi anche i nostri telespettatori, che alcuni sappiamo sono del settore, altri hanno magari parenti, figli eccetera che lavorano in quest'ambito, visto che, come si diceva fuori onda, il turismo riveste un settore è molto importante, insomma, per la nostra economia, non solo nord-est, però Italia in generale. E allora, prima due parole sulla giornata della ristorazione. Sì, la giornata della ristorazione che abbiamo presentato il 16 di maggio nella sala della Regina Margherita in Parlamento a Roma, ci ha dato veramente ci ha fatto capire a tutti l'importanza che ha la ristorazione, perché la ristorazione è un momento di convivialità della gente, dello stile italiano e ovviamente anche della qualità dei prodotti italiani, e questo ci ha fatto piacere che c'erano due ministri, sia il ministro Lollobrigida dalla parte ovviamente dei prodotti, dove anche lui ha, tra virgolette, ha dato molto spazio a quello che è la parte della ristorazione, proprio per la grande eccellenza del prodotto italiano dell'agricoltura, che poi ovviamente è la filiera che passa dal campo e poi passa alle mani bravissime dei nostri ristoratori e poi rimane sul piatto del nostro ospite o cliente. Quindi questo fa capire l'importanza della ristorazione. Abbiamo avuto quasi 10.000 ristoranti che hanno aderito a questa giornata, e questo ci ha dato anche un altro spunto, che è già stata presentata in Parlamento, una richiesta che venga istituita nel calendario italiano la giornata nazionale della ristorazione italiana, e quindi è già stata presentata in Parlamento, adesso farà il suo iter. E cosa comporta? Cosa vuol dire questo? Questa è una situazione per dare ovviamente l'importanza di far creare anche con questa giornata proprio l'importanza della ristorazione, quindi far capire quanto è importante il ristorante nella nostra chiamiamo comunità. Perché il ristorante, come dicevo prima, è il punto proprio dove ci troviamo, il punto conviviale, dove noi ci troviamo con gli amici, con la nostra famiglia, dove abbiamo quei momenti di spensieratezza che possiamo avere, e ovviamente davanti a un buon piatto con la gentilezza dei nostri operatori, dei nostri camerieri, dei nostri cuochi, ci fa passare a tutti i cittadini italiani e anche agli stranieri quella mezz'ora, quella un'ora e mezza che passi al ristorante veramente in grande tranquillità. E poi è quello che dicevamo, il secondo punto importante, che è stato finalmente capito quanto è importante l'enogastronomia, quindi ristorazione, vini e i nostri prodotti per il turismo, che è al secondo punto per scelta della destinazione, perché non dobbiamo mai dimenticarci che il turista viene in Italia sì perché abbiamo un paese bellissimo, ma anche il paese dove si mangia meglio al mondo, e quindi questo è un punto che va tutelato, va sempre ovviamente mantenuto, e cercare di dare aiuti, perché come diceva lei viviamo un po' a due situazioni di movimento, perché la ristorazione, c'è sia la ristorazione che c'è nella parte chiamiamo turistica, che quella dobbiamo dire che va bene, poi abbiamo anche della ristorazione sempre di eccellenza, che però non
né nella zona turistica, e quindi quella deve ovviamente pensare che il suo cliente è il nostro cittadino. È ovvio che i cittadini non tutti hanno una situazione di spendibilità elevata e quindi in automatico soffre anche la ristorazione che abbiamo all'interno. Poi dobbiamo pensare che veniamo anche se sono passati un po' di tempo, stiamo ancora lecandoci le ferite del Covid, quindi i nostri ristoratori hanno avuto delle sofferenze a suo tempo. Stiamo ancora pagando i debiti che ci siamo fatti in quel periodo e quindi anche quello si dovrebbe cercare, anche ne abbiamo parlato con il governo, di dare un aiuto, tra virgolette, anche come lo diamo al settore turistico per gli alberghi, per migliorare, chiamiamola proprio l'accoglimento dell'ospite, che venga inserita anche la parte di tutti gli esercizi pubblici, quindi bar e ristorazione, anche quelli con dei fondi agevolati per poter mantenere tutti i nostri associati a poter investire e mantenere sempre a un livello elevato quello che è, chiamiamola, la nostra bravura nel poter avere un servizio, ma anche continuare a guardare nella tecnologia nuova che sta venendo fuori nei nostri locali. Assolutamente, infatti qua mi aggancio a lei che è una imprenditrice del settore ristorazione, nella fattispecie proprio per portare, come diceva il Presidente, daremo l'incarico di rappresentare anche i medio, i piccoli, anche i bar eccetera, perché giustamente tutti devono essere rappresentati. Lei a questo punto si prende l'onere anche quelli un po' più alti, ma c'è bisogno sempre di innovazione, perché se ci rivolgiamo alla fetta alta della popolazione, diciamo benestante della popolazione, vuoi che sia turistica per gran parte, vuoi che sia anche del territorio, è molto pretenziosa, cioè paga di più ma pretende molto, pretende qualità del prodotto, una continua innovazione e anche degli stessi locali. Questi vuol dire investimenti continui, vuol dire anche riuscire a cogliere e a volte a prevenire certe tendenze, magari guardando anche all'estero. È una cosa importante. Allora sì, è una cosa importante il fatto di poter mantenere l'ambiente dell'accoglienza sempre pronto. L'importante è riuscire ad avere sempre le materie prime di alta qualità e soprattutto di poter sviluppare degli studi per poter appunto essere sempre all'avanguardia anche con la proposta, perché alto spendente, perché costa di più l'alta ristorazione, perché investe molto anche nella ricerca. Ecco che le ore di cucina, le ore di sperimentazione alla fine entrano anche queste nel costo del piatto finale, oltre che alla materia prima di qualità e alla ricerca per trovarla. Ed è importante, sarebbe importante avere un sostegno anche per questo tipo di voce, perché quando arriva, si parlava prima anche del turismo, dell'accoglienza di chi arriva da fuori. Il turista arriva nei locali nostri anche per avere un'esperienza culinaria, per esplorare le nostre materie prime, per assaggiare i nostri vini e ha un'aspettativa alta, diciamo in genere rispetto a tutta la ristorazione, perché in qualunque luogo vai, che sia la trattoria, che sia il ristorante o che sia il ristorante di alto livello, quando entri sai che per il livello che hai scelto hai delle aspettative e quindi chi è dall'altra parte che fa l'accoglienza cerca sempre di essere al meglio e non sempre abbiamo le forze per sostenere tutto quello che è necessario per creare la proposta che stupisca, ecco. E quindi anche il fatto di sperimentare, di uscire, di frequentare ristoranti di alto livello in altri paesi d'Europa e conoscere per contaminarsi con le loro tendenze, con le loro... questo costa e questo fa sì che quando porti a casa qualcosa e lo riproponi, lo rielabori, puoi dare l'offerta di livello. Però insomma non è un lavoro che prendi, fai ed esce, è un qualcosa che implica tante dietro ore, le quinte, tanta fatica, un backstage diciamo che porta via tempo e lavoro, perché comunque il servizio continua, va avanti, tu hai la tua linea, però devi fare lo studio per le proposte nuove. Ecco, da questo punto di vista nella ristorazione medio-alta in genere avete visto dei cambiamenti?
nelle richieste da parte dei fruitori di questo servizio o nei numeri delle presenze? Allora, diciamo che le persone cercano assolutamente di mangiare bene e cercano... Sono molto esigenti, quindi. Sono molto esigenti. Hanno acquisito, cioè tutti abbiamo acquisito un livello di conoscenza e di preparazione sicuramente più elevato rispetto a quello che era una ventina d'anni fa, no? E quindi hai davanti sempre, diciamo, un esame ogni volta che si apre il sipario la sera per il servizio e accogli il tuo ospite e sai che lì ti metti in gioco e hai a che fare con persone che secondo me effettivamente sono molto più colte e preparate rispetto a una volta e quindi molto più esigenti. Però diciamo, al di là della proposta che può un po' stupire, dell'innovazione che ci sta, mi rendo conto che magari, al contrario di 4-5 anni fa, attualmente c'è anche la voglia di mangiare un buon piatto di pasta che riporti anche alla tradizione, ma con quella minimo di innovazione che ti fa comunque vivere un'esperienza diversa, riconoscendo gli ingredienti, riconoscendone la qualità, ma vivendo un'esperienza che un po' ti sorprende. Quindi al di là delle cose molecolari, degli accostamenti improbabili, eccetera, e proprio perché ormai c'è questa conoscenza della materia prima e della qualità, la gente si aspetta di essere stupita anche con un piatto, tra virgolette, normale. Chiaro. E c'è proprio, almeno io vedo nella nostra proposta, come quella di molti miei colleghi, insomma, hai il piatto un po' più tradizionale, proponi un qualcosa che è un po' più dentro le righe e poi proponi anche la cosa un po'... La cosa diversa stupisce e crea il complimento perché è inaspettata, perché gli abbinamenti eccetera. Invece il piatto canonico che però sorprende per le piccole modifiche e per la gran qualità è quello che ti fa dire ho mangiato bene. Chiaro. Allora ci sarebbe un'osservazione che tra l'altro guardando anche nei giudizi, nelle community, entrando, diciamo, scovando un po' le varie osservazioni, è la quantità. Che tanti lamentano l'aspetto quantitativo, gli stranieri, gli americani poi quando escono o fanno le loro cose dicono ma quanto poco mangiano gli italiani, me lo dicono anche i francesi. Allora parliamo anche di questo, dobbiamo andare in pubblicità, così la lancio e voi telespettatori se volete scriverci, sia che siete del settore oppure no, mandate i vostri WhatsApp. Torniamo su questi temi tra poco.